avrete letto ieri l'intervista al presidente Fedriga, non c'era una riga sulle questioni economiche, sulla questione dell'allargamento dell'Unione Europea, della collocazione europea del Friuli Venezia Giulia, della questione economica di cui oggi abbiamo discusso. C'era potere, amministrazione del potere, equilibri interni alla maggioranza, prospettive per lui, per i suoi amici, non c'era nient'altro. E poi non c'è, ed è la cosa che più mi preoccupa, la prospettiva di quello che questa regione può dare al resto d'Italia e al resto d'Europa, anche nell'appuntamento importante che abbiamo adesso per le elezioni europee. Noi abbiamo impostato già, stiamo lavorando per una campagna elettorale in cui il Friuli Venezia Giulia sia al centro del dibattito per le europee, perché questa regione, per i motivi che sono stati spiegati, ha qualcosa da dire in Europa. E ha qualcosa da dire non soltanto per la storia, per il suo passato, per le ragioni storiche che hanno portato alla specialità regionale, ma per le possibilità che questa regione a statuto speciale ha per svolgere un ruolo e una funzione anche nell'ambito europeo e anche una funzione di pace nella Europa difficile che noi stiamo affrontando. E quindi i pilastri che Spitaleri da ultimo ha evocato, i 6 punti su cui si può interagire e su cui si può far valere questa specialità, sono quelli su cui quando hai le leve del potere ma hai anche una visione puoi agire. È chiaro che noi non le abbiamo, però un dato di quelli che sono stati citati prima mi preoccupa ed è anche una sfida per noi. Mattioli ha detto che tra 2 o 3 anni non ci saranno più le risorse ingenti economiche che ci sono adesso e il Friuli Venezia Giulia potrà vivrà probabilmente una fase difficile. E io penso che il Partito Democratico, noi, tra 2 o 3 anni, sarà quello il momento in cui dovremo essere pronti, perché è allora che il centrodestra, i cittadini ci chiameranno, no? Quando inizia la partita più difficile, adesso spendere i soldi è facile. Quando iniziano le difficoltà servono quelli bravi. E io penso che di bravi anche in questa sala, ma non soltanto qui, ce ne siano. E questo è il nostro capitale umano, è il capitale umano di cui il Partito Democratico, il centro-sinistra, ma la nostra società dispone. Per questo è importante il lavoro che stiamo facendo anche con il Forum Economia. Mi sembra che l'incontro di oggi si situa un po' nel ragionamento che abbiamo cominciato a fare e penso che sarà importante portarlo avanti proprio per dare una prospettiva politica, economica alla nostra azione che non può non essere supportata dai dati che sono stati che sono emersi. Ci sono alcuni punti che sono particolarmente importanti. Una è la collocazione europea del Friuli Venezia Giulia. Dico che l'elemento che emergeva dalla relazione di Sonego è cruciale, è quello delle infrastrutture, su cui non c'è un investimento. Le ferrovie, il porto, ed è chiaro che non basta il porto di Trieste a trainare l'economia di questa regione, ma non basta anche per un motivo più valido del fatto che non basta il porto, e che questa regione ha un capitale umano e tutto deve essere messo a sistema. Ogni territorio con le sue specificità, chiaramente, ma noi non possiamo immaginare una regione che si fa solo trainare dall'economia del porto triestino, che peraltro non è regolato da elementi politici ma da elementi economici, no? Sappiamo che insomma la possibilità che ha il porto in questo momento di penetrare i paesi dell'Europa centrale non è dato da una grande strategia della politica, è stata una capacità economica, manageriale sostanzialmente. Certo che è derivato quella nomina da un'individuazione politica, ma non è soltanto quello. E poi l'elemento invece della formazione, che ovviamente mi sta molto a cuore anche per la mia professione, ma che riguarda il futuro di quei giovani che in questo territorio nascono e crescono. E per questo l'elemento del capitale umano come investimento fondamentale è proprio quello su cui si può far leva. Non c'era negli elementi indicati, ma io credo che la specialità regionale possa molto anche in ambito educativo. Questa regione, proprio per la sua specialità, può proporre dei percorsi professionalizzanti di alta professione, come vi era spiegato prima, perché è chiaro che se tu investi sulla ricerca e sullo sviluppo, investi anche nella possibilità dei giovani tra 10-20 anni di fare un lavoro altamente specializzato che è altamente retribuito.
Questo è lo snodo, perché come veniva spiegato prima non ce ne facciamo niente di una occupazione che cresce, ma un lavoro precario oppure poco qualificato che porterà i giovani di oggi, se va bene, a fare i fattorini, perché è questa la grande prospettiva economica. Il mercato porterà questo. Già oggi ci dicono sul territorio regionale Amazon, i grandi distribuitori sono alla ricerca di magazzini dove stipare la roba che le persone comprano online, perché è più comodo farsele portare a casa. Quindi io ai miei alunni dico: studiate, perché altrimenti voi finirete a portare i pacchi in giro, e i pacchi in giro è un lavoro dignitosissimo, ma non ti dà prospettive, non ti dà conoscenza, tale per cui la tua retribuzione e anche la tua anzianità sarà valorizzata. Questo è il primo punto. E l'altro punto ovviamente è quello delle competenze. Cioè è chiaro che se tu entri nell'ottica, che è un'ottica europea, che è quella del lifelong learning, cioè di continuare a studiare e a prepararti e a informarti, a crescere nelle competenze, riuscirai a restare al passo anche con le innovazioni. E questo è l'altro elemento su cui la sfida è fondamentale. Una regione che non investe sui giovani, ma non investe sulla cultura, sulla conoscenza, sulla formazione, è una regione che muore. Ed è chiaro che i ragazzi vanno a studiare altrove, è chiaro che i giovani cercano prospettive lavorative, economiche, anche salariali migliori, spopolando il Friuli Venezia Giulia e depauperando anche la rete sociale, no? Noi sappiamo cosa vuol dire quando vanno via i più giovani. A me è successo, io anche sono andata a lavorare altrove, ma lasci i genitori, i nonni, lasci insomma una rete familiare, e quando poi c'è bisogno i figli, se possono, vogliono anche rientrare a casa. Perché leggevo sul giornale, c'era un intervento in questi giorni, dicevano: è giusto che i ragazzi vadano altrove a formarsi, a fare esperienza. Certo, questa è anche la dimensione europea, ben venga anzi la possibilità di confrontarsi anche con altre realtà, ma poi che tornino a casa a portare quello che hanno imparato, la loro competenza, le loro capacità, la loro rete relazionale, no? Anch'io ho studiato all'estero, ho fatto un anno a Parigi, mi sono rimasti non solo amici francesi, spagnoli, inglesi, tedeschi con cui ancora ci sentiamo, e questo è lo spirito europeo, ma è anche il confronto, no? Vedere che ad esempio sull'elemento della formazione esistono sistemi formativi completamente diversi nei paesi. Oggi per accedere ad esempio alla mia professione, all'insegnamento, ci sono percorsi completamente diversi, ma anche poco integrabili. Allora questa è una prospettiva in cui è bene che una regione che ha la possibilità, come ce l'abbiamo noi, di appunto programmare delle azioni, lo possa fare per garantire poi anche uno sviluppo territoriale ancora più importante. Per questo il tema dell'innovazione è un tema fondamentale. Io penso che oggi abbiamo imboccato la strada giusta, penso che i tanti interventi che sono stati fatti, ma sicuramente ci sono anche stimoli tra di voi, vi saranno venute idee, suggestioni, avrete collegato anche vissuti personali, siano importanti, e che da qui noi possiamo ripartire per essere preparati quando le cose cominceranno ad andare male, cominceranno a chiamare quelli bravi. Guardate, io sono fiduciosa su questo e penso anche che non ci dobbiamo scoraggiare vedendo una situazione non soltanto regionale, ma anche italiana ed europea deprimente e difficile. Noi abbiamo negli occhi oggi la guerra, abbiamo negli occhi le difficoltà, quei numeri che venivano citati prima, i 110.000 poveri in Friuli Venezia Giulia sono persone che noi incontriamo e non sono lontani dalla nostra realtà, dalle nostre famiglie. Rendi conto che le difficoltà della vita sono molte e riguardano da vicino anche una regione ricca e importante come la nostra. Però non vi è miglior insegnante delle avversità. Le avversità ci insegnano ad essere coraggiosi e anche a essere innovativi. Per questo io sono fiduciosa che il percorso che abbiamo cominciato oggi insieme proseguirà, e proseguirà con la forza anche di una comunità che è quella democratica, che può contare non soltanto su diverse teste e su molta intelligenza, ma anche su una passione umana che è oggi una vera ricchezza. La tendenza oggi in Europa e in Italia è uno scorporamento della democrazia, e quello che noi facciamo oggi con questa partecipazione, con gli incontri che facciamo anche nei circoli, con le attività che noi facciamo per tenerci vicino, per tenere ancorata la nostra rete di società, è importante, perché è questo l'antidoto all'antidemocrazia, alla distruzione delle istituzioni anche come le abbiamo immaginate, come le abbiamo ricevute da chi
ha combattuto perché fossimo in una Italia libera, democratica. Questo è il valore anche del nostro far politica e io credo che così noi andremo lontano. Grazie per il contributo.